Tanto grazie. No, grazie. Ok. Grazie. Il grazie di Giorgia Meloni ad Alessandro e ai suoi colleghi arriva di prima mattina nell'incontro con gli agenti tenuti in osservazione all'ospedale Le Molinette di Torino. Lui è Alessandro Calista, 29 anni, una moglie e un figlio dai quali ha rischiato di non tornare. Uno dei 20 poliziotti del reparto mobili di Padova e 50 in totale feriti nella guerriglia di Torino al corteo per il centro sociale a Scatasuna. Mi sono ritrovato da solo tra gli incappucciati, ho provato a proteggermi la testa, racconta ancora scioccato. Suo malgrado è diventato il simbolo di una vicenda che ha spinto la stessa Meloni, poco dopo, ad annunciare una riunione nelle prossime ore a Palazzo Chigi per parlare delle minacce all'ordine pubblico e valutare le nuove norme del decreto sicurezza. Le immagini shock della gente accerchiato e picchiato anche a colpi di martello hanno fatto il giro di tutta Italia in poche ore. Non è una protesta, non sono scontri, dice la Premier, si chiama tentato omicidio. Mi aspetto che la magistratura valuti questi episodi per quello che sono, senza esitazioni. Ripristineremo le regole in questo paese. Chi conosce bene quegli agenti, come il sindacato di polizia FSP, non è più disposto a tollerare oltre. Noi come sindacato saremo molto fermi questa volta, cioè non possiamo assolutamente permetterci di usare il sì ma. Il sì ma in questa circostanza non va utilizzato. Qui non c'è niente di democratico che queste persone, anzi mi scuso per definire le persone perché non sono persone, questi sono terroristi e sono soprattutto vigliacchi. Massima solidarietà in queste ore dal presidente della regione, Alberto Stefani. Una vicenda vergognosa, uno a uno questi delinquenti devono essere assicurati alla giustizia. Vicinanza anche dal sindaco di Vicenza e coordinatore della consulta dei comuni capoluogo di provincia di Anci. La violenza non è protesta, dice Giacomo Possamai, quanto accaduto a Torino è gravissimo. E anche se la condanna è bipartisan in queste ore da tutto il mondo politico, il sindacato avverte e si dice pronto a clamorose proteste. Scenderemo in piazza appena qualunque istituzione civile e democratica di questo paese provi in qualche maniera a giustificare il gesto. Non c'è un'ideologia che possa in qualche maniera giustificare l'aggressione di 30 vigliacchi terroristi a carico di una sola persona. Una situazione che il sindacato denuncia da tempo. Una serie di escalation che come sindacato denunciamo da più o meno 1 anno e mezzo, anzi quasi 2, di quello che stanno diventando le nostre piazze, che spesso sono coccolate, spesso sono giustificate, spesso sono sollazzate da determinate parti sociali di questo paese. Ho sentito qualcuno dice uno sparuto numero di facinorosi. Non è uno sparuto numero di facinorosi, cioè attenzione con la narrazione. Ieri sera sono provenuti da tutte quante Europa professionisti del disordine, quelli che ne fanno un lavoro, un mestiere, un'arte, quindi non minimizziamoli. Padova è pronta a riaccogliere i suoi uomini, Alessandro in testa, ma il segretario provinciale dell'FSP non nasconde la sua preoccupazione per l'umore degli agenti ormai al limite. Sono tutti quanti quei colleghi che hanno dei figli a casa, che vogliono tornare dai propri figli, dai propri affetti, dalla propria famiglia e vogliono farlo facendo il loro mestiere, senza negare assolutamente quello che è una democrazia impone, cioè la possibilità di manifestare liberamente, ma quello non è manifestare, cioè lì stiamo parlando di un'altra cosa, lì parliamo di guerriglia urbana. Lì chiediamo che i poliziotti siano messi nelle condizioni di poter agire nel bene di tutti, non nel bene del poliziotto stesso che opera.